Concordia Sagittaria. Veneto Agricoltura esce anche dalle aziende pilota dimostrative per mostrare le tecniche dell'agricoltura del futuro, un'agricoltura veramente sostenibile, che noi chiamiamo agricoltura conservativa, flessibile, olistica. Per applicare davvero bene questa agricoltura sostenibile, nuova, in modo tale che dia reddito alle aziende agricole e aumenti il carbonio dei terreni, sono necessarie diverse strategie e imparare bene le tecniche. Una tecnica chiave per questa agricoltura sostenibile del futuro è quella delle colture di copertura, le cover crops. Farle bene e ben seminare la nuova cultura principale è fondamentale e non abbiamo ancora una cultura nelle nostre aziende per fare questo. Pertanto Veneto Agricoltura ha deciso di sfruttare ogni occasione per diffondere come fare bene le colture di copertura, come sceglierle, come seminarle, come devitalizzarle alla fine e come far partire bene sulle cover crops, dopo le cover crops, le culture principali. Proprio per diffondere queste nuove tecniche, la giusta gestione delle colture di copertura, Veneto Agricoltura ha fatto un accordo con la Fiera di Santo Stefano, una fiera storica di Concordia Sagittaria, avendo anche la disponibilità di appezzamenti per seminare diverse cover, facendo vedere le loro funzioni e per poi far vedere come devitalizzarle e far partire la nuova cultura. Nel gruppo di lavoro di Veneto Agricoltura ci sono tanti ragazzi giovani, tanti anche dottorati che stanno lavorando con competenza e tanta buona volontà per far vedere come le nuove tecniche si possono applicare con vantaggio dell'azienda agricola e un vantaggio generale per l'ambiente anche per l'incorporamento del carbonio nei terreni. In questa occasione abbiamo il dottor Andrea Fasolo, che è stato molto bravo, molto disciplinato, molto volenteroso e per mesi ha lavorato per il successo di questa manifestazione e di questa divulgazione delle tecniche agricole. Chiediamo ad Andrea di descriverci l'idea e come ha proceduto per gestire le cover crops in questa occasione. Allora, buongiorno, effettivamente ci abbiamo messo molto impegno a partire dalla fine dell'inverno, inizio primavera, per pianificare, per decidere tutto quello che avremo poi mostrato all'inizio di agosto e quindi pianificare le semine, la disposizione in campo delle varie parcelle e poi pian pianino definire fino all'ultimo momento quali macchine e dove sarebbero andate a posizionarsi per poter appunto gestire, come diceva il dottor Forlan, per poter gestire questo tipo di situazioni che le aziende agricole non sono ancora abituate a vedere. Qui possiamo vedere il risultato della semina che abbiamo effettuato il 4 giugno. Abbiamo seminato nella maggior parte della superficie un miscuglio a base di sorgo foraggero, vigna cinese, che è una leguminosa, e crotalaria iuncea, che è un'altra leguminosa estiva. Sono tutte e tre piante estive macroterme, quindi si sviluppano bene con le alte temperature e possiamo vedere che effettivamente abbiamo alle spalle delle biomasse davvero importanti. Le piante in fioritura, in spigatura in questo momento raggiungono e superano i 3 metri di altezza. In alcuni punti abbiamo misurato oltre 3,20 metri, 3,30 metri di altezza. La biomassa si aggira intorno ai 600 quintali di sostanza fresca per ettaro, 650, ma senz'altro ci sono delle punte e alcune parti dell'appezzamento che possono anche arrivare tranquillamente ai 700 quintali di sostanza fresca per ettaro. Tanta biomassa che possiamo vedere in campo anche con diverse specie, quindi con delle caratteristiche particolari. Questi circa 600 quintali di sostanza fresca per ettaro corrispondono, secondo un modello francese di stima della biomassa di queste coperture vegetali e di stima dei nutrienti contenuti al suo interno. Questo modello francese si chiama Méthode Merci e ci ha dato come risultato circa poco più di 9 tonnellate ettaro di sostanza secca, circa 160 unità di azoto contenute al suo interno, poco più di 60 unità di fosforo e oltre 260 di potassio. Quindi sono dei contenuti, dei valori in termini di nutrienti davvero importanti.
E una particolarità che possiamo vedere di fronte a questo tipo di biomasse è che in realtà possiamo avere diverse destinazioni. Quindi in realtà agli occhi di un allevatore, per esempio, questa potrebbe essere una biomassa perfetta da trinciare e da asportare, ma potremo anche valorizzarla all'interno di un biodigestore. In altri casi invece questi valori di nutrienti, questi valori di biomassa li manteniamo in campo e li restituiamo come fertilità al suolo, quindi diventerà sostanza organica che valorizzeremo appunto per ripristinare la fertilità, ripristinare il valore, il tenore di carbonio organico nei nostri suoli. Effettivamente la valorizzazione più importante, il ruolo più importante in termini di carbonio organico del suolo lo hanno già sviluppato, lo hanno già dato tutti gli esodati radicali, le rizodeposizioni, le parti di apparati radicali che sono già morte, che sono entrati, diciamo così, nel riciclo della biomassa, e tutto quello che resterà in campo. Quindi in realtà in termini di efficienza di conversione poi del carbonio organico è molto più importante quello che è già avvenuto sotto i nostri piedi, anche se noi ovviamente più, diciamo così, normalmente consideriamo la parte aerea. Per quanto riguarda la fertilità e soprattutto la fertilità, l'attività biologica, la vita che è presente nei nostri suoli, è stato importante in questi mesi, in questi circa 2 mesi. Questa è una biomassa che è rimasta in campo e che ha avuto questo sviluppo in poco più di 60 giorni. In questi 60 giorni il suolo e la sua biologia è stata nutrita da tutti quanti questi esodati radicali, per cui tutti questi composti che le piante portano alle loro radici e li emettono a livello degli loro apparati radicali va a nutrire, a stimolare tutta quanta l'attività biologica presente nei nostri suoli. Oltretutto, come possiamo vedere, abbiamo consociato diverse specie. Qui abbiamo appunto il sorgo, ne abbiamo alcune piante che sono appunto in piena spigatura, in piena fioritura. Questa è la crotalaria. Ora qui in questa parte dell'appezzamento avevamo trinciato, avevamo preparato una parte di appezzamento già di facile accesso. Questa qua è la crotalaria iuncea, una leguminosa tropicale, e poi c'è della vigna cinese che è invece una pianta simile a soia. Eccola qui una pianta. Vedete, sviluppi molto interessanti, molto importanti, un contenimento delle infestanti che è stato piuttosto efficace. L'unica problematica di questo appezzamento è che non riusciamo a contenere in maniera quasi mai completamente efficace sono le infestanti perennanti. Quindi vedete che c'è del convolvolo presente in alcune aree del campo, poi qui siamo anche vicino a un margine, quindi la situazione che può essere un po' più forte e che può a volte essere comunque presente all'interno di queste biomasse. Abbiamo parlato quindi della possibilità di poter anche asportare questo tipo di biomasse, anche se non deve essere la regola, diciamo, di base. Dobbiamo avere sempre come obiettivo principale e sempre bene a mente il mantenimento della fertilità del suolo o eventualmente sul ripristino della sua rigenerazione. Nel caso quindi vogliamo invece mantenere questa biomassa completamente in campo, consideriamo che queste specie sono gelive, quindi moriranno col freddo, e quindi questo ci dà la possibilità anche di una maggiore facilità di gestione. Quindi per poter però passare agevolmente alla coltura da reddito successiva, l'idea era quella di portare in campo diverse attrezzature. Effettivamente ne avevamo molte in programma. Il cattivo tempo, purtroppo la pioggia avvenuta il giorno prima della manifestazione, ci ha impedito di poter entrare in campo, ma le abbiamo comunque descritte negli spazi dedicati alla fiera. Oggi potremo vedere una delle attrezzature che erano presenti e che possono essere una delle soluzioni di gestione di questo tipo di situazioni, chiamiamole così. Quindi per gestire efficacemente questo tipo di biomasse vedremo un esempio di come un agricoltore potrebbe intervenire per poter insediare la successiva coltura da reddito. Allora, qui possiamo vedere una seminatrice da sodo, quindi è una macchina che è stata concepita e pensata, come anche altre presenti sul mercato, proprio per occuparsi e gestire correttamente una situazione come quella che abbiamo oggi qui in campo. Presenza abbondante di biomassa, un suolo che non è stato precedentemente lavorato, quindi una macchina, un'attrezzatura che sia in grado di creare correttamente un solco di semina, quindi effettuare l'operazione di semina e poter quindi permettere alla successiva coltura da reddito o eventualmente un altro tipo di coltura di potersi insediare, di poter continuare
continuare l'attività su questo appezzamento. Allora, questo è un elemento di semina che diciamo così ha una filosofia che è ancora piuttosto unica sul mercato, è un elemento di semina cosiddetto a tandem. Quindi possiamo vedere che è montato il peso è scaricato su questi due elementi anteriore e posteriore, il disco di semina e poi qui centrale. Effettivamente rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato, la ruota di profondità, che è questa qui davanti, che gestirà poi la profondità di semina, quindi quanto profondo sarà il disco e il solco che verrà creato dal disco stesso, è all'anteriore rispetto al disco di semina, non è collegato, non è attaccato direttamente questo disco di semina. Il fatto che appunto è posizionato molto davanti rispetto al disco di semina fa sì che ci sia una stabilità durante l'operazione di semina della profondità di semina stessa molto elevata, quindi qualsiasi ostacolo che venga incontrato all'anteriore della macchina, anche di pochi centimetri, comporta una variazione della profondità di semina estremamente limitata, più che dimezzata, rispetto invece a una situazione in cui avessi la ruota di profondità direttamente attaccata sul disco di semina, in cui sostanzialmente questa variazione della ruota di profondità farebbe immediatamente variare anche quella del disco di semina. Questa bassa inclinazione del disco di semina comporta una bassa richiesta di potenza da parte del trattore, ma comporta anche una quantità di suolo smosso durante l'operazione di semina che è estremamente bassa. Questo fa sì che ci sia meno quantità di terra poi da riportare sul solco di semina dalle ruote chiudisolco, ma sarà anche un elemento che gioca a favore di una minore emergenza delle infestanti. Tanta più terra noi mettiamo in movimento durante l'operazione di semina, tanto più intensa potrebbe essere l'emergenza delle infestanti successivamente alla semina. Il fatto che la ruota di profondità non sia tra l'altro abbinata direttamente al disco fa anche sì che non ci sia il problema di compattamento di quel suolo che viene spostato dal disco al solcatore, e quindi la ruota chiudisolco avrà un lavoro più facile nel riportare il suolo sopra il solco di semina e poterlo riassestare. La potenza richiesta per la macchina da 3 metri è di circa 75 cavalli, questo significa anche avere dei trattori piuttosto leggeri che quindi vanno a calpestare, a compattare poco il suolo. È un altro elemento importante nel concetto di agricoltura sostenibile e conservativa che stiamo proponendo e di cui fanno parte le cover crop, le attrezzature innovative in questo approccio olistico e globale di gestione della fertilità del suolo. Come si può vedere, la seminatrice, malgrado la biomassa del sorgo, è riuscita a seminare dentro il solco la soia e a coprirla. Ecco, anche in questa fila, come si può vedere, i semi di soia sono stati interrati alla giusta profondità e sono stati coperti in modo adeguato per il successo della successiva cultura.
Allora, qua siamo nelle parcelle dove abbiamo seminato alcune specie in purezza in qualche caso, oppure alcuni miscugli, per far vedere, oltre al miscuglio di cui avevamo già parlato, dove appunto dovevamo far girare le macchine, far vedere anche altre piante, alcune di queste più note, altre meno note. Qui per esempio siamo di fronte a del grano saraceno, seminato il 19 giugno, per cui siamo a circa 2 settimane dalla semina degli altri miscugli, e come possiamo vedere questa è una pianta che va molto rapidamente in fioritura e comincia già anche ad avere i primi semi che si stanno cominciando a formare. Anche in questo caso, oltre a qualche pianta, in qualche caso di sorgo che deriva da un po' di residuo che è rimasto nella seminatrice durante l'operazione di semina, ma possiamo vedere che le sole infestanti sono quasi esclusivamente delle graminacee perennanti come il sorgo malepense, per cui una pianta che è in grado molto bene di controllare e di difendersi dalle infestanti. Anche con il grano saraceno la seminatrice da sodo è riuscita a interrare bene la soia, a coprirla, a mettere il seme alla giusta profondità. Allora, qui siamo davanti a una delle parcelle in cui avevamo i miscugli, dove è presente del grano saraceno, del lino in fioritura e del Niger, Guizotti abissinica. E dentro questo miscuglio sono presenti anche altre specie che si sono però sviluppate molto poco. Possiamo vedere per esempio qui del trifoglio, oppure anche del fieno greco qui. Abbiamo avuto una fase iniziale verso fine giugno, una fase iniziale dopo la semina, verso fine giugno molto calda e siccitosa, poi il mese di luglio è stato invece piuttosto fresco e piovoso rispetto alla media. Adesso stiamo rientrando invece in una fase più calda e siccitosa, ma siamo ormai giunti anche al termine dello sviluppo di queste colture, che comunque hanno mostrato quindi una buona capacità di potersi sviluppare. È stato interessante vedere poi appunto anche come la macchina presente questa mattina si è riuscita a gestire questo tipo di situazioni in una simulazione di una semina, di una coltura da reddito. Quindi le coperture vegetali sono uno strumento fondamentale per l'agricoltura che vuole preoccuparsi e occuparsi della fertilità del suolo e che vuole quindi davvero diventare sostenibile anche per il futuro. Abbiamo avuto l'opportunità di vedere diverse situazioni, diverse specie, diversi miscugli che potrebbero essere adottati dalle aziende agricole e idealmente anche diverse attrezzature che possono inserirsi in questo approccio davvero innovativo e che speriamo, auspichiamo diventi sempre più diffuso se vogliamo davvero preoccuparci della fertilità del suolo, non soltanto per oggi ma anche per il futuro dell'agricoltura. Con la giornata di oggi quindi abbiamo potuto vedere come sia possibile, scegliendo la tecnica giusta e la macchina giusta nel momento giusto, gestire le cover crops, seminare bene una cultura principale successiva. Veneto Agricoltura continuerà questa attività per divulgare sempre di più la cultura delle cover crops, come aiutare il terreno a incorporare sostanza organica e a mantenere nel tempo la sua fertilità. La prossima occasione di confronto per imparare sempre di più come gestire le colture di copertura sarà il prossimo 7 ottobre 2025 a Valle Vecchia, azienda pilota dimostrativa di Veneto Agricoltura, località Brussa, Caorle.